Buona giornata e buona domenica, benvenuti con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3, insieme quest'oggi fino alle 13:30 con la cronaca e gli approfondimenti di questa Domenica delle Palme. Ma cominciamo subito con la cronaca, perché quella appena trascorsa è stata una notte contrassegnata da diversi incidenti stradali che si sono verificati nella nostra regione, in provincia di Treviso in particolare 2 gli schianti. Il primo e più grave si è registrato intorno alle 23:30 a Onè di Fonte, l'altro alle 2 di notte a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo. Nel primo schianto una vettura che procedeva sulla provinciale da Asolo diretta verso Bassano, all'altezza di una rotonda, ha urtato il cordolo ed è finita contro un palo della luce. 3 le persone ferite, un uomo e 2 donne, una di 24, l'altra di 25 anni, tutte di origine cinese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, il più grave, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. Il secondo incidente, che ha visto coinvolti 2 giovani, si è verificato a Solighetto verso le 2 di notte. La vettura con a bordo i 2 ragazzi di 24 e 25 anni è andata a sbattere contro un platano. Siamo in via Brandolini, entrambi i ragazzi sono rimasti feriti, portati all'ospedale, non sono in pericolo di vita. Ma la scorsa notte si è verificato anche un altro incidente che poteva avere delle conseguenze ben più gravi, accaduto nel Veneziano a Salzano verso le 2:15 della notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Frusta per l'abbattimento di una colonnina del gas metano di media pressione da parte di un'auto che è finita fuori strada. L'autista è rimasto illeso, ma c'è stata una fuga di gas. I pompieri sono subito arrivati da Mestre, dal distaccamento di Mirano, cercando appunto di disperdere la copiosa perdita di gas con getti d'acqua nebulizzata. A scopo cautelativo sono state anche evacuate 2 abitazioni fino all'arrivo dei tecnici della rete del gas, che hanno chiuso la valvola a monte della tubazione per poi procedere con la riparazione del guasto. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino alle 4 del mattino. E torniamo ora all'altro gravissimo incidente che si è verificato all'alba di ieri in provincia di Pordenone, a Porcia, dove un ragazzo di origini dominicane ha perso la vita. Si era trasferito a vivere da poco nel pordenonese da Istrana, dove ancora abita la sua famiglia. L'auto sulla quale viaggiava assieme alla fidanzata è finita in un laghetto e purtroppo ogni tentativo di estrarre il giovane dall'auto è risultato vano. La macchina è andata dritta praticamente sulla curva, poi la ragazza è riuscita a uscire dall'auto da sola, penso dal finestrino, ed è arrivata fino sotto casa qua. E sotto casa qua urlava e noi abbiamo sentito le urla. Io ho aperto la serranda della camera da letto e lei urlava che la macchina era andata dentro il lago. Non sono ancora le 5 del mattino in via Cartiera Rorai Piccolo di Porcia quando le urla di una ragazza svegliano Massimo Pinavaria e Umberto Zaia, residenti in questa palazzina vicina al lago. Ci sono una giovane di 24 anni sotto shock e un'auto capovolta nell'acqua a qualche centinaio di metri di distanza. All'interno dell'abitacolo un 29enne domenicano, Hector Moises Benzant, residente a Pordenone con i familiari nel Trevigiano in zona Montebelluna. Umberto e Massimo non ci pensano 2 volte e si precipitano in strada. Siamo andati, la macchina era proprio in fondo ed ha rotto la recinzione e si è ribaltata proprio al contrario. L'illuminazione per motivi di risparmio era tutta spenta, quindi era tutto buio. Se non c'erano le 4 frecce della macchina non si vedeva neanche la macchina. E Umberto si è buttato in acqua, per fortuna toccava, però ha preso la maniglia ma scattava a vuoto e non si riusciva a aprire e poi comunque non si vedeva. Sono attimi disperati, ogni secondo è prezioso. Arrivano anche i soccorsi, il SUEM, i vigili del fuoco, la polizia con un agente che a sua volta si getta in acqua e raggiunge Umberto Zaia. Il giovane alla fine viene tirato fuori dall'auto
metro tardi l'ultimo respiro in ambulanza. A finire in ospedale a Udine la giovane donna e il poliziotto, entrambi in stato di ipotermia. Scattano poi la fase del recupero della macchina e quella delle indagini. La traiettoria dell'auto è come impazzita in questo tratto di strada, prima l'invasione della corsia opposta, poi l'urto contro il marciapiede, da qui la carambola con la rete metallica che viene squarciata. L'ipotesi investigativa è che i due giovani, prima dell'impatto, stessero litigando, spazzati via anche alcuni fiori a memoria di un altro incidente mortale avvenuto qualche anno fa. Hector lavorava nel ristorante a ridosso del laghetto, dove restano la disperazione e lo shock, ma anche una serie di gesti di eroismo. Umberto è uscito, però ha preso un sacco di freddo, infatti me l'hanno fatto portare a casa, l'abbiamo messo sotto la doccia che non sentiva più gli arti, si è ripreso e poi è tornato dopo. È tornato, io invece sono rimasto lì e ho visto che hanno tirato fuori il ragazzo, l'ha messo sulla barella, ma i rianimatori hanno fatto quello che potevano. E sentiamo ora le parole di Umberto Zaia, l'uomo che ha tentato davvero di tutto per cercare di lasciare questo ragazzo che era anche un giovane papà. Ho sentito queste grida, aiuto, 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 ma al momento mi sveglio di colpo e non è che... Dopo si ripetevano aiuto, aiuto, al momento ho pensato una ragazza da sola, non so che ora era notte, ho detto, mi è venuto così, ho detto magari è qualcuno che qualcuno sta cercando di farle violenza, non so, qualcosa. Poi a un certo punto è caduto sul lago, sta morendo, io ho tirato sulle tapparelle, ho visto questa ragazza, ma al momento anch'io mi sveglio così, come chi sta morendo sul lago? Sì, siamo caduti, venga. Quel momento l'unica cosa, ho preso il telefono, non so neanche cosa ho fatto, 112, 113, non so neanche, e allo stesso tempo mi mettevo sulle scarpe, dopo ho avvisato, guardi che qui c'è una ragazza che mi chiede aiuto, adesso scendo, vado giù, non ho fatto il giro per la strada, sono andato da sotto che è tutto buio, la strada non era illuminata, era tutto buio. Ho visto questa ragazza che era disperata, era proprio, guardi, se penso alle parole che, nel momento sono andato là, ma cosa potevo fare io? E dopo la ragazza si è buttata dentro di nuovo, io sono andato dietro, anch'io, faccia qualcosa, cosa potevo fare? La macchina era capovolta. Non si vedeva niente, era tutto nero. Ho provato a tastoni le portiere, ma erano chiuse. Dopo in lontananza ho sentito queste sirene, ho detto l'acqua era ghiacciata. Ma sono entrato un momento, era ghiacciata, poi non sentivo più niente. A saperlo, magari se mi portavo un martello, quei secondi là, cosa fa uno? Uno dei due poliziotti si è buttato dentro con me e gli ho detto hai per spaccare il lunotola, ma erano passati minuti, già da quando che lei è arrivata lì, perché non so quanto tempo la ragazza è stata a urlare magari dall'altra parte, non lo so, e dopo è venuta su qua, erano già passati minuti. Io non so se le strade devono essere illuminate, per me sì, punto e basta, se magari le luci si spengono in altri momenti, con questo non voglio dire che è responsabilità però tutto un insieme, non lo so. Non ha esitato, si è buttato. Cosa devo fare? Mi sono buttato, questa ragazza che ha fatto il possibile e l'impossibile, si è ributtata dentro nonostante tutto il freddo che era tutta si è ributtata dentro. Io adesso non voglio neanche pensare alle due famiglie. È molto provato. Quando sei là impotenti, cosa si fa quando si è impotenti di fronte a... Io mi giravo, c'era solo questa ragazza che mi diceva fa qualcosa. Però lei ha fatto tanto. Non so, io sono qua che ancora che penso, forse se prendevo il martello andavo giù subito senza telefonare, ma non so quanto sono stato dentro, non so, ma l'impotenza di fronte a certe cose. Il dramma dunque di chi si è trovato la morte proprio e ha cercato di evitarlo in tutti i modi senza riuscirci. E c'è anche un'altra tragedia della montagna da registrare in queste ore. Un'altra valanga si è verificata questa mattina a Passoresia in Alto Adige, travolgendo un gruppo di escursionisti in Valle Lunga. 2 sono morti, sono rimasti sepolti dalla neve, sono stati recuperati poco fa da
al soccorso alpino, un terzo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di escursionisti della zona. E non si placa naturalmente a Vicenza il dolore per la scomparsa di Matteo Cazzola, il giovane morto in Norvegia dopo essere stato travolto anche lì da una valanga. Non vogliamo rilasciare nessuna intervista. I familiari di Matteo Cazzola, il vicentino morto travolto da una valanga in Norvegia, non hanno voluto incontrare i giornalisti. Si sono chiusi nel loro silenzio, nel dolore della loro abitazione, nel quartiere Anconetta, dopo la visita di una volante della polizia ieri sera che si è presentata a portare la drammatica notizia. Matteo non sarebbe più tornato nella casa in cui era nato e cresciuto e dove lo ricordano i vicini. Vedevano che giocavo con la sorella, al tennis, dopo ciao e basta. Un ragazzo che viveva qui da sempre. Sì, viveva sempre. Sì. Che idea si è fatto se dovesse descriverlo così? Moltoso, bravo Toso, che posso farmi? Era fatto, era avventuroso. Avventuroso, basta perché non ho più parole. Grazie comunque. E la famiglia la conosce? Sì, la conosco perché la mamma conosce anche papà. Un dolore immenso. Immenso, sì. Matteo avrebbe compiuto 36 anni il prossimo agosto, una persona che sprizzava entusiasmo e vitalità, era un esperto di energia e ambiente, uno sportivo che praticava diverse discipline ma che nel cuore aveva un grande amore per la montagna. Andare in Norvegia sul picco del Kabrendinde era un'opportunità che non poteva perdere, come anche purtroppo il suo appuntamento con il destino. Il sindaco Francesco Rucco ha espresso il suo cordoglio a nome della città. Ho saputo già nelle scorse ore che era accaduto questa tragedia, una vittima vicentina, un ragazzo, e subito la mente è corsa alla Marmolada l'estate scorsa. Dire di non farlo è impossibile perché la passione supera anche la paura e da questo punto di vista va dato atto che sono uomini che amano le montagne e le montagne vanno amate. Però va espressa tutta la solidarietà alla famiglia, la vicinanza e il cordoglio da parte dell'amministrazione di Vicenza perché è un vicentino, un ragazzo come noi e quindi da questo punto di vista c'è molta tristezza in città. L'intenzione è quella di incontrarsi, si sente con la famiglia, magari le prossime ore, i prossimi giorni? In questo momento naturalmente lasciamo la famiglia a una riflessione personale, non vogliamo disturbare, però sicuramente se c'è la possibilità ci piacerebbe incontrarli per esprimere dal vivo la nostra vicinanza. E ora andiamo a Isola Vicentina dove vive Pietro De Bernardini, il 26enne che è rimasto gravemente ferito dalla valanga. Il sindaco Francesco Gonzo ha sentito i genitori e l'ambasciata di Oslo. Sì, quello che mi risulta è che Pietro sia il più grave. Il sindaco di Isola Vicentina si era recato anche questa mattina nell'abitazione dei familiari di Pietro De Bernardini per offrire la vicinanza della comunità e condividerne le preoccupazioni. Pietro si era diplomato al liceo Lioi di Vicenza e dopo aver frequentato il corso di ingegneria matematica al Politecnico di Milano si stava per trasferire a Bologna. La drammatica notizia del suo infortunio in Norvegia non si era ancora diffusa nel vicinato e ha scosso i presenti. Con la macchina? No, con la valanga, è stato travolto da una valanga. Era un appassionato di montagna. Come l'altro ragazzo qua? Sì. Come Bari? Mamma mia. È un ragazzo tranquillo, ma comunque sì, pieno di vita, un ragazzo normale, insomma, come i miei, pieno di interessi, sì, studiava, un bravo ragazzo, insomma. Pietro, sì, beh, un ragazzo che lui, come si dice, è sportivo anche nel centro senso. 26 anni in questo momento. 26 anni, speriamo sia tutto bene. Arrivano con il contagocce le notizie dell'ospedale di Tromsø, dove tuttora è ricoverato Pietro. Molto probabilmente è stato tra gli escursionisti sbattuti contro gli alberi dalla valanga. Apparentemente cosciente, le sue condizioni sono state definite critiche. I genitori si stanno preparando per raggiungerlo. Sono in contatto con l'ambasciata italiana in Norvegia e le notizie naturalmente sulla salute dei superstiti non trapelano in maniera facile dagli ospedali perché c'è una stretta legge sulla riservatezza. Comunque l'ambasciata si è dichiarata disponibile per tutte quante le pratiche per i parenti, per avvicinarsi ai congiunti e per i rientri necessari, insomma.
Ed ora il nostro primo approfondimento di oggi. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon. Buongiorno Ribon, buona domenica e grazie. Buona domenica. Grazie. Allora, sono diversi i temi che volevamo affrontare in questo approfondimento, a partire da quelle che sono le ultime novità in materia di superbonus inserite nel decreto bollette approvato l'altro giorno dal governo. Una questione insomma che sta ormai da tanto tempo davvero continuando a tenere banco, con continui cambiamenti e sorprese che agitano le imprese così come le famiglie. Intanto, quali sono le ultime novità che sono state introdotte e se in qualche maniera possono, come dire, agevolare quelle che erano state le criticità più volte da voi evidenziate? Allora, guardi, a parte alcuni accorgimenti che in qualche maniera cercano di aiutare l'andamento complessivo dei lavori, che comunque ha una coda, nonostante ci sia stata la volontà in qualche maniera di mettere fine a questo sistema. E in particolar modo mi riferisco in questo caso dal punto di vista della proroga a quella che riguarda il cosiddetto ambito delle villette, per cui questo ambito qui, che è uno degli ambiti maggiormente utilizzati nell'ambito della partita del superbonus, soprattutto nel nostro territorio, e questa proroga fino al 36 consente in qualche maniera di ultimare alcune richieste, alcune attività che sono state in qualche maniera prese in mezzo da una situazione che è in continua evoluzione. Accanto a questo c'è il tentativo di salvaguardare quelle che sono le operazioni legate soprattutto al pubblico, che possono comunque trovare uno spazio di una coda di operatività e situazioni delicate come quelle che sono realizzate o che vengono realizzate in aree, sono state colpite da situazioni calamità o altre questioni dal punto di vista naturale. Rimane ancora centrale la problematica legata ai crediti incagliati, che è in fase di definizione. Questa è per noi la parte più delicata e più complicata di tutta questa vicenda, perché mette veramente in difficoltà una buona fetta di cittadini, imprese e operatori. Ecco, questo è senz'altro, diciamo, il punto nodale, no? Proprio perché tra l'altro la normativa negli anni è cambiata più volte e ha portato, no, a tante aziende ad avere questi cosiddetti crediti incagliati, questi crediti in pancia che non si riesce in qualche maniera a cedere. Voi, diciamo, come vedete la prospettiva per i prossimi mesi in relazione proprio a quanto riguarda il nostro territorio nello specifico? Guarda, su questo è stata una fortissima azione da parte nostra nei confronti delle istituzioni, ed è stata legata soprattutto al fatto che parliamo comunque nel Veneto di quasi 2 miliardi, sono 19 complessive quelli che vengono considerati a livello nazionale, di crediti, e riguardano più di 5.000 imprese. Diciamo anche il sindacato ha evidenziato che si tratta di complessivamente 14.000 posti di lavoro che sono in ballo su questa partita qua. Guardi, l'operazione del governo in questo momento è quella di ragionare su un sistema di piattaforma che possa in qualche maniera aiutare, facilitare lo smaltimento, la cessione dei crediti. La pressione che ha fatto nei confronti del sistema bancario sembra aver trovato uno spazio di apertura importante, e questo per noi forse è la parte più significativa, per cui nel momento in cui il sistema bancario è in grado di assorbire tutta una serie di crediti, questo può lasciare spazio a respiro a coloro che avevano questi crediti incagliati. E l'ultima parte, quella forse che ci convince un po' meno, è la trasformazione in buoni in BTP, oppure il coinvolgimento di alcuni di player pubblici a partire da CDP, ma tutto questo in qualche modo dovrebbe servire a risolvere progressivamente una situazione. Però il tempo non è una variabile indipendente,
perché di questa partita ormai ne parliamo ormai da più di un anno e ci siamo trovati adesso in questa situazione qui ancora con un problema che rimane aperto, sul quale noi chiediamo che ci sia la massima urgenza, la massima attenzione, perché guardate che ogni settimana che passa la difficoltà per chi si trova in questa situazione qui diventa sempre più forte, cioè non è che si risolve o si smaltisce da sola, e su questo punto qui ecco l'attenzione è massima. Ecco, un flash di Bon, delle villette abbiamo detto. Per quanto riguarda i condomini, secondo lei chi deve ancora cominciare i lavori ma aveva già espletato tutta la parte burocratica, riuscirà a portare a termine la riqualificazione energetica oppure no? Guardi, la partita è legata al termine della percentuale, per cui qua andremo sicuramente in una nuova fase. Qua andiamo in una nuova fase, la nuova fase sarà quella di un cambio della percentuale di riferimento e a quel punto vedremo se sarà conveniente comunque per tutti coloro che hanno intenzione di mettere mano alla partita della ristrutturazione, così come era invece stato pensato all'inizio. Su questa partita qua bisognerà aprire un nuovo capitolo e questo è quello che in qualche maniera il governo ha determinato con il decreto del 16 febbraio e tutta l'azione che si sta muovendo in questa direzione. L'hanno detto, l'hanno confermato, era già un problema che era emerso ancora con il governo Draghi, non per niente il ministro Giorgetti ha tenuto una certa impostazione di continuità e adesso si arriva a una nuova fase. Questa nuova fase però è un gran punto di domanda, perché rispetto alle aspettative che si erano create può ben capire che nel momento in cui è lo Stato stesso che cambia le carte in tavola di un'impostazione strada facendo e mette comunque l'impostazione in difficoltà imprese e cittadini, non è facile dare fiducia ulteriore a un sistema, va creata un'idea diversa che magari è a lungo termine e dà una garanzia di certezza per tutti. Ecco, queste dunque le decisioni dello Stato italiano, del governo italiano nel settore comunque sempre dell'economia green, quindi sia per quanto riguarda le abitazioni sia per quanto riguarda le auto e tutto il settore dell'automotive. Ci sono poi le nuove direttive europee, no? In questo senso, Ribon, siete favorevoli, contrari? Quali sono le vostre preoccupazioni? Intanto bisogna diversificare il ragionamento, perché per quanto riguarda la direttiva Green sugli edifici non possiamo non essere favorevoli, perché in realtà può essere un incentivo concreto a efficientare e sistemare il patrimonio edilizio, che è il problema che comunque non è stato risolto dal superbonus. Perché la percentuale poi di efficientamento e di ristrutturazione che poi complessivamente è stata fatta anche con un grandissimo impegno di risorse è bassissima. Il problema sono i tempi e le modalità. Allora, le tempistiche del 2033 sono tempistiche molto vicine, perché 10 anni per alzare di 2 classi l'efficientamento del parco complessivo degli edifici è una tempistica improponibile, soprattutto se non viene affiancata da una risorsa, da un incentivo economico per realizzare l'operazione, perché i cittadini non possono prendere sulle spalle un costo così grande per un'operazione del genere. Assieme a questo noi guardiamo sempre favorevolmente il fatto che può essere un'operazione che va anche a controllare tutta la partita degli aspetti sismici, cioè il sisma, la sistemazione sismica degli edifici, che è un tema che è stato tralasciato anche durante questo periodo qui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo declinare le direttive rispetto al patrimonio italiano, rispetto alla possibilità economica anche di realizzare questi edifici, e rispetto soprattutto alla forza lavoro, perché non dimentichiamoci che in questo settore, il campo dell'edilizia, a prescindere dal fatto che è stato un periodo
gonfio di opportunità. C'è ancora una carenza dentro queste opportunità si sono messe dentro anche imprese che magari non hanno una certa professionalità costruita, non hanno sviluppato dei contratti e di lavoro stabili con alcuni lavoratori, quindi ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, no, in questi anni, purtroppo. Un po' di tutto. Abbiamo bisogno di prendere un'attenzione anche dal punto di vista della formazione della forza lavoro e del ricambio generazionale nelle imprese, che è comunque nel mondo dell'edilizia importante. Diversa invece è la questione che riguarda l'automotive. Lì credo che ci sia stato, intanto ci sia un errore strategico, cioè quello di non ragionare su una neutralità tecnologica. Non è che l'elettrico è l'unica soluzione per evitare, per realizzare la transizione nel campo dell'automotive. E invece ci si è fatti abbagliare da alcune considerazioni e è stata fatta una forzatura. Adesso vediamo che alcuni correttivi sono stati messi in atto, c'è la partita sui fuel, c'è la partita comunque da valutare rispetto ad alcune altre tipologie di veicoli, comunque di sistemi di alimentazione. È un'opportunità che può essere valutata però a lungo periodo, tenendo conto che qua c'è da cambiare completamente, da rivoluzionare completamente la filiera. E noi, soprattutto nel Veneto, abbiamo una filiera importantissima per quanto riguarda la componentistica del settore automotive e abbiamo una filiera importante anche per quanto riguarda i servizi, cioè il campo della meccatronica e dell'assistenza, che deve essere messa nelle condizioni di poter affrontare questa transizione. Mentre la Germania e la Francia in realtà hanno già fatto un piano di investimenti importante per cambiare la pelle della propria filiera e approcciarsi a questa scadenza 2035, insomma quando verrà completata l'operazione con attenzione. E noi siamo ancora indietro, cioè dobbiamo pensare, oltre a ostacolare alcuni ragionamenti, ma dobbiamo pensare come accompagniamo un'evoluzione di un grande settore che ha rappresentato e rappresenta una parte importante per la nostra economia. Certo, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, una buona domenica. Grazie a Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Buona giornata. Ora noi cambiamo argomento, parliamo di sanità perché si è collegato già il nostro prossimo ospite. Ringrazio per la partecipazione il dottor Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie. Allora, un'intervista per parlare di meningite. Purtroppo in provincia di Treviso si è verificato appunto in questi giorni un altro caso, quello di un ragazzo di 15 anni. Contagiato appunto dalla meningite. Innanzitutto, dottore, come sta il ragazzo? Sì, il ragazzo sta bene, è uscito dalla terapia intensiva e adesso è ovviamente in malattie infettive. Ecco, è una raccomandazione che faccio a tutti, genitori, ma qualsiasi persona, perché purtroppo la Neisseria meningitidis è abbastanza comune, voglio dire, in questo periodo dell'anno ed è quella di tipo B, quella che ha avuto il ragazzo, è responsabile del 61% dei casi di meningite. I sottogruppi sono 13, ma diciamo il più importante è questo. C'è la vaccinazione per i bambini, però non è una vaccinazione obbligatoria, per cui tanti ragazzi, tanti bambini, tanti genitori e minori non la fanno. Quindi ecco, sono stati bravissimi i colleghi del pronto soccorso in Montebelluna, perché chiaramente l'importante è proprio per salvare la persona, per fare in modo che la persona possa essere curata subito con la terapia antibiotica in vena,
sono i sintomi, quindi quando c'è una febbre alta che si nota, c'è un'irritabilità della persona perché vengono colpite le meningi, quindi diciamo c'è questa sensazione di fastidio alla luce, a tutto, quando inizia la rigidità al collo, che si fa fatica a muoverlo, ecco il segnale, il ragazzo, il minore, va portato in pronto soccorso subito, i colleghi fanno diagnosi e quindi dopo noi possiamo tranquillamente fare la terapia e quindi evitare ovviamente cose peggiori, quindi anche invalidità, quindi anche altri problemi. Qua è stato fatto velocemente, il ragazzo è stato portato in terapia intensiva per sicurezza e oggi è ovviamente per finire le sue terapie antibiotiche in malattie infettive, ma sta andando bene e di questo siamo felici. Ecco, abbiamo detto già nell'immediatezza naturalmente del caso, avete contattato tutti quelli che sono i familiari, i compagni di scuola per effettuare la chemioprofilassi preventiva. Sono emersi altri contagi, direttore? No, assolutamente no, nessuno è diventato positivo e questo lo dico perché non è una patologia, quindi non è molto invasiva. Si trasmette con le goccioline, chiaramente del respiro o con le goccioline della bocca o il contatto, però ecco, diciamo che non è molto invasiva per fortuna. Sono stati contattate 20 persone che erano quelle del suo nucleo familiare più altri amici e altri 20 che sono i colleghi di scuola. Tutti sono stati hanno fatto la profilassi con antibiotico terapia e poi andremo a proporre tra lunedì e martedì la vaccinazione per appunto antipneumococcica, meningococcica tipo B e chiaramente è su base volontaria per chi vuole rafforzare maggiormente le proprie difese all'interno di quel gruppo di 20 ragazzi. Ecco direttore, lei accennava appunto alla vaccinazione, oltre al caso specifico dei contatti di questo ragazzo, che consiglio si sente di dare ai genitori proprio per quanto riguarda nello specifico il vaccino contro la meningite? Sì, guardi, il vaccino funziona, sono 3 dosi che vengono fatte a distanza di 2 mesi. L'età si parte dai 2 mesi di vita in su, poi c'è un richiamo a 12-15 mesi, quindi sono 4 dosi ma danno sostanzialmente la copertura e ovviamente l'immunità. È su base volontaria, quindi chi vuole farlo chiaramente evita di contrarre questa patologia che effettivamente è una patologia molto fastidiosa, molto, molto pericolosa perché attacca le meningi, quindi attaccando le meningi e anche il sangue può provocare appunto problemi molto grossi e l'infiammazione ovviamente a livello cerebrale, ma dopo anche nel sangue può creare una sepsi perché naturalmente può invadere anche il sangue. Quindi è chiaro che noi diciamo sempre la vaccinazione aiuta e protegge, però è su base volontaria, quindi dopo ognuno decide se farlo o meno, ecco. Non è obbligatorio, però sicuramente darebbe una protezione importante. Ecco, lei parlava di queste fasi d'età, no? Quindi dai bambini molto, molto piccoli. Se un genitore dovesse decidere più avanti, diciamo, quando il bambino è già più grandicello, è ragazzo, di fare la vaccinazione o addirittura un adulto decidesse di farlo, è possibile farlo? Ha ancora senso farlo oppure no? Allora, è possibile farlo? Assolutamente sì, non ci sono problemi. Difatti non a caso noi andiamo a proporre a ragazzi delle scuole superiori questa vaccinazione e alle famiglie di ragazzi delle scuole superiori, quindi è possibilissimo farlo. È chiaro che l'età più colpita, lo dico perché poi in età adulta è molto molto più difficile, è questa, cioè è l'età dei minori, cioè l'età in cui si frequenta la scuola, l'età in cui si hanno molti contatti e quindi di conseguenza è più facile che si possa trasmettere. Ecco. Quindi diciamo che se va fatta entro una fascia d'età diciamo di minori, poi si può chiaramente fare anche dopo, non ci sono problemi. Grazie direttore, io la ringrazio davvero per queste precisazioni. Grazie, buon lavoro e buona domenica. Buona domenica anche a voi, grazie, arrivederci. Grazie allora al direttore generale dell'URSS Francesco Benazzi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, subito dopo ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione del TG. A tra poco.
Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta. La cronaca ci porta ancora in provincia di Treviso con un'altra tentata rapina, uno scippo che si è verificato ieri pomeriggio a Gaiarine, dove un pensionato ultra ottantenne è finito all'ospedale. Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, in via Fracassi, l'anziano stava percorrendo la strada a piedi portando una borsa della spesa quando è stato avvicinato da uno sconosciuto in sella ad una bicicletta. L'uomo ha strattonato l'anziano tentando di rubargli la borsa della spesa senza peraltro riuscirci. L'ottantenne però ha perso l'equilibrio finendo a terra e riportando alcune lesioni che hanno costretto appunto a portarlo all'ospedale in pronto soccorso in osservazione. I carabinieri sono sulle tracce del malvivente. Ed un'altra rapina è quella che è stata consumata ieri a Chiarano in una tabaccheria. È stata pedinata e rapinata sotto casa la titolare. Sentiamo. Io ero arrivata a casa e queste due persone sono venute dietro, mi hanno inseguito e quindi non sono nemmeno uscita dalla macchina, che subito mi hanno aggredito, hanno rotto i finestrini della macchina e mi hanno portato via la borsa. Erano in due quindi? Sì, uno mi ha aggredito, uno era in macchina. E l'ha aggredita come? Aveva in mano, non so se un cacciavite qualcosa aveva in mano e basta. Sono attimi di terrore quelli vissuti dalla signora Maria Cristina, tabaccaia di Chiarano. Sono circa le 8 di sera quando due malviventi le portano via l'incasso di una giornata dopo averla pedinata con ogni probabilità dal suo negozio fino all'abitazione. L'aggressione forse con un cacciavite, i segni sul suo volto sono ancora visibili. Qua mi ha tagliato e di qua invece forse mi ha dato un pugno, non lo so perché poi... Con la punta del cacciavite? Sì. Io ho subito altre rapine, altri furti, non rapine, però così è la prima volta. Ad aiutare la donna e la nipote, poi subito la chiamata ai carabinieri, scatta la caccia all'uomo, anzi agli uomini. Entrambi erano travisati. La zona, soprattutto quella industriale di Cessalto, è spesso al centro di furti, ma un fatto del genere inquieta. Siamo presi molto male con questa gente, si ha paura di tutto, tocca sedarsi in casa, non uscire di sera. È un fatto molto grave. Porco cane, guarda te, io la conosco da una vita sta ragazza qua, però cosa vuoi che ti dica? Me l'ho detto adesso, io non sapevo niente, sinceramente non sapevo niente. Poi in testa veramente, cosa vuoi che ti dica io? Questa anche dinamica è particolare e ci mette un po' in attenzione tutti gli enti. So che questa mattina gli inquirenti hanno già incominciato a fare le loro attività, quindi speriamo anche che si possa risalire a chi è stato. Lo stesso sindaco ha portato a Maria Cristina la solidarietà di Cessalto e ora auspica non solo che i delinquenti vengano individuati, ma che vi sia certezza della pena. La diretta interessata intanto reagisce con forza. E quindi oggi lei come sta? Le hanno dato una prognosi? No, 3 giorni, ma partite IVA dobbiamo sempre lavorare. Quindi sempre avanti. È sempre avanti. A Venezia ora il tuffatore dal palazzo di 3 piani di San Pantalona ha un volto. In un video diffuso sui social network un collettivo inglese di parkour rivendica il gesto e scrive provocatoriamente: sfidiamo gli avvertimenti del sindaco di Venezia. A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido. Lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Come faceva a presagire il massiccio dispiegamento di videocamere, l'autore del tuffo del Palazzo di San Pantalone e i suoi complici si sono identificati da soli, da Londra. Giusto il tempo di montare in un filmato questa, come altre imprese compiute in quelli che definiscono 3 giorni di selvaggia avventura a Venezia, e postarle con un titolo provocatorio indirizzato proprio al primo cittadino, sfidando gli avvertimenti del sindaco. Si tratta di un collettivo inglese, FAT, che si definisce una squadra professionista di parkour.
All'inizio del video si raccomanda di non provare a fare ciò che si vede. I protagonisti sono atleti professionisti con un lunghissimo allenamento alle spalle. Come ricostruito dai residenti, la salita sul tetto di San Pantalone è avvenuta arrampicandosi sulle impalcature che si trovano dietro al palazzo. Che in canale ci sia un costante passaggio di barche se ne accorge anche il tuffatore. Una volta in cima, per un attimo l'idea di rinunciare. Dopo il tuffo, il gruppo si rende conto che la gente è arrabbiata, dice uno di loro. Nel sottopancia del video c'è scritto addirittura che la città li odia. Tanto non tornerò più a Venezia, dice quest'altro ragazzo, nel mezzo di un quarto d'ora di video che è un susseguirsi di acrobazie pericolosissime, dove un mezzo passo falso può avere conseguenze gravissime se non mortali. I divieti d'altronde esistono non per il gusto di proibire qualcosa, ma perché non si commettano azioni pericolose per sé e per gli altri. Se non li si rispetta, anche la più ardita prestazione sportiva si riduce ad una bravata che, quando non finisce male, viene premiata con una multa. E poco dopo la rivendicazione del gruppo protagonista del tuffo dal palazzo di San Pantalone è arrivato il commento del comandante della Polizia Municipale di Venezia, Marco Agostini, che parlando con l'AGI ha detto: ora ci metteremo subito al lavoro, anche se si trovano in Inghilterra ce li andremo a prendere lo stesso, come abbiamo fatto nel recente passato in Francia. Non si conosce ancora l'identità dei protagonisti, ma le forze dell'ordine hanno comunicato di essere già sulle loro tracce. E per prevenire e contrastare episodi di spaccio di stupefacenti, siamo sempre a Venezia, è stato limitato l'uso di monopattini elettrici e di bici a pedalata assistita nell'area della terraferma del centro di Mestre. Lo stabilisce appunto un'ordinanza del sindaco Brugnaro, specificando in maniera particolare che la zona interessata è proprio quella del rione Piave. La misura arriva dopo la constatazione che soggetti stabilmente dediti allo spaccio utilizzino il monopattino elettrico sia per la vendita di stupefacenti che per il trasporto e la fuga. L'utilizzo dei mezzi sarà comunque garantito a residenti, studenti e lavoratori nel Comune di Venezia. Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge, l'ordinanza prevede anche il sequestro cautelare del monopattino. Ed ora andiamo a Verona, dove questa mattina si è inaugurata la 55esima edizione del Vinitaly. Sentiamo le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Siamo davanti a una edizione che sarà storica, sarà ricordata negli annali. Siamo davanti a 4.000 espositori ovviamente nazionali italiani, sono rappresentati 30 paesi, stiamo parlando di 1.000 buyers, quindi sono raddoppiati rispetto all'ultima edizione, che rappresentano 68 paesi. Diciamo che i presupposti ci sono tutti per dire che è la più grande esposizione dei vini e delle tecnologie enologiche a livello internazionale. Dall'altro siamo davanti a un paese, cioè l'Italia, vi ricordo che è ancora il primo produttore nazionale, il Veneto è il primo produttore a livello nazionale, visto considerato che siamo arrivati a 12.600.000 ettolitri, ma il dato che mi interessa ricordare è che nei nostri 100.000 ettari coltivati a vite noi riusciamo oggi a dire che rappresentiamo il 36% dell'export nazionale con 2 miliardi e 800 milioni di euro. E se poi andiamo a guardare il dato del Veneto ci dice che dopo Francia, Italia e Spagna arriva il Veneto, ma Ricrozza ci farà anche le sue robe su questa dichiarazione, però un dato di fatto: noi esportiamo di più dell'Australia e di più del Cile come regione Veneto. Queste dunque le parole del governatore all'inaugurazione del Vinitaly. Spazio ora al nostro prossimo approfondimento. Vedo che abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Loris Pederiva di Telefono Amico Treviso. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità di parlare di Telefono Amico. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Parliamo di solitudine e di disagio. Oggi con la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa e purtroppo nei periodi delle festività si accentuano anche quelli che sono i problemi della solitudine e del disagio, tant'è che il Telefono Amico ha deciso proprio di incentivare quella che è l'attività di supporto con una non-stop
pasquale, così come era stato fatto anche durante le festività natalizie. Perché e qual è la situazione, diciamo, che vi aspettate? Sì, per tanti il periodo pasquale, comunque i periodi delle festività sono dei bei momenti dell'anno. Adesso ci sarà un bel ponte lungo, potremo passare dei bei momenti con le nostre famiglie o con i nostri amici. Sono dei momenti che in realtà per chi è solo, chi sta attraversando un momento di difficoltà, sono dei momenti difficili. Come anche a Natale, anche a Pasqua abbiamo deciso di tenere aperte le nostre linee durante tutto quanto l'arco del weekend, sia durante la notte che durante il giorno. Normalmente Telefono Amico risponde dalle 10 di mattina fino a mezzanotte, ecco, saremo operativi anche la notte. Moltissime persone, abbiamo visto, si rivolgono a noi, soprattutto in questo periodo. Il disagio psicologico che andiamo a raccogliere è un po' acuito molto probabilmente durante questi periodi di festività. È molto molto importante per noi esserci anche in questi momenti. Ecco, diciamo dalla vostra esperienza anche di questi anni, peraltro ricordiamo che il Veneto è la regione nella quale Telefono Amico ha proprio il più alto numero di sedi. Quali sono le richieste che vi arrivano maggiormente dalle persone che decidono di telefonare? Intanto grazie che l'ha fatto notare, sì, in Veneto ci sono ben 5 centri di Telefono Amico, in Italia siamo in 20 centri. In Veneto abbiamo il centro di Treviso, sì, ma c'è anche il centro di Padova, di Vicenza, di Bassano, di Venezia Mestre. Siamo tutti quanti molto molto impegnati, soprattutto in questo periodo. Mi preme far notare che nel 2022 abbiamo erogato 20.000 ore di volontariato, di ascolto telefonico. Quasi ogni minuto alzavamo la cornetta per rispondere a qualcuno, mediamente ogni minuto. In questi ultimi 3 anni le richieste che ci arrivano sono più che raddoppiate, a volte anche triplicate durante alcuni periodi dell'anno. Allora ci siamo seduti e abbiamo provato a buttare giù un po' un identikit delle persone che ci chiamano. Ci chiamano ovviamente tutte quante le fasce d'età, tutti i diversi gruppi di persone, ma per esempio nella linea di Telefono Amico normalmente, grosso modo, ci chiama l'utente medio, ha tra i 46 e i 45 anni, 46-55 anni, è un uomo o può essere disoccupato, mentre per esempio nelle linee del WhatsApp Amico invece si rivolgono molto più spesso donne tra i 26 e i 35 anni, mediamente possono essere delle studentesse e normalmente, mediamente abitano ancora con la famiglia. Un'altra fascia ancora preferisce rivolgersi alla mail amica, perché alcune persone preferiscono utilizzare questo strumento per raccontarsi. Quindi noi andiamo comunque a coprire tutte quante le fasce d'età e i problemi che ci vengono portati sono normalmente, ma in realtà sono molto molto variegati, sono molto legati all'area del sé, alla solitudine, al bisogno di compagnia, non inteso come bisogno di fare 2 chiacchiere, ma come inteso come bisogno di avere qualcuno con cui relazionarsi, perché purtroppo a volte può succedere che le relazioni o in famiglia o con gli amici non sono funzionali, non funzionano molto bene, non sono soddisfacenti. Non dimentichiamoci che il benessere emotivo è fondamentale e un disagio psicologico può fare male quanto uno fisico. Ecco, lei accennava poco fa ai giovani, no? Che lo dicevamo già la volta precedente, in occasione proprio delle festività natalizie, stanno manifestando sempre di più, insomma, un disagio, un malessere. Quali sono i segnali, diciamo, di allarme ai quali magari le famiglie possono prestare particolare attenzione? C'è un dato Istat molto ben preciso. Nel 2022 si registra una deflessione dell'indice di salute mentale tra i ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Lasciamo ai professionisti tutte quante le diagnosi, tutto quello che serve. Quello che possiamo fare noi intanto è accorgerci che c'è questo problema. Noi l'abbiamo visto come operatori di Telefono Amico con la pandemia. Con la pandemia sono cresciute in maniera esponenziale gli interventi che facciamo tramite il WhatsApp Amico e la linea di Telefono Amico. È estremamente importante riconoscere e poi ovviamente curare, prendersi cura tempestivamente di questi problemi di salute mentale nei giovani e per intervenire e sostenerli in modo che questi disturbi poi non diventino
non diventino fatti di cronaca, non diventino dei comportamenti anomali o dei comportamenti perniciosi per la comunità. L'importante per quanto ci riguarda è dare ascolto, far presente ai giovani che se c'è qualche disagio, qualche problema emotivo di cui hanno bisogno di parlare, c'è qualcuno con cui parlarne, non necessariamente telefono amico, ma comunque rivolgersi al familiare, all'amico, al conoscente, alla persona con la quale si ha più fiducia. È importante per noi condividere questa cultura dell'ascolto. I dati statistici che abbiamo in mano, noi siamo grati che alla linea del WhatsApp amico tantissime ragazze si rivolgono, e allora statisticamente diciamo questo è un problema che colpisce più ragazze. È anche vero che però i dati Istat ci dicono che l'anno scorso 3/4 dei suicidi in Italia erano maschi. Questi sono solo dati che servono come spunto di riflessione su come andare ad orientarci anche noi, come andare ad allocare più risorse nei nostri servizi. C'è ancora tanto lavoro da fare, questo sì, sicuramente. Ecco, a tal proposito, il 7 di aprile è la giornata mondiale della salute e c'è il nodo, no, dell'accessibilità alle cure, in questo caso pensiamo appunto alle cure di tipo psicologico, no? Sì, questo è in una società ideale noi come telefono amico non dovremmo neanche esistere, molto probabilmente. Noi siamo il pronto soccorso emotivo, noi aiutiamo le persone come primissimo intervento a ragionare a voce alta su quello che è il loro disagio emotivo. Il nostro intervento però deve esaurirsi nel giro di una telefonata, perché noi non siamo i professionisti del settore, poi ragionando, poi parlando con noi, con un operatore di telefono amico, una persona riesce poi ad intuire quali sono i suoi bisogni, quali sono le sue difficoltà. Magari nell'arco di una telefonata si riesce a mitigare la tensione emotiva per affrontare un problema, magari invece ci si rende conto che è il caso di provare a fare un percorso psicologico. Ci sono tantissimi modi in cui gli operatori di telefono amico si rendono utili e l'accesso normalmente al servizio di supporto psicologico può essere visto come un tabù e ovviamente è uno degli altri miti che dobbiamo sfatare. Riteniamo sempre presente quello che ci dice il professor Pompili, il dirigente di psichiatria dell'Università di Roma: il benessere emotivo è fondamentale e un disagio psicologico può fare male come uno fisico. Ecco, ricordiamo allora Non Stop Pasquale di Telefono Amico, qual è il numero che chi dovesse trovare o sentire insomma la necessità di un supporto può fare? 24 ore su 24 il numero da chiamare è lo 02 23 27 23 27. Quindi è facile insomma anche da ricordare. Grazie davvero a Loris Pederiva per essere stato con noi. Buona giornata e buona domenica. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Padova per parlare di una bella iniziativa che è in corso proprio quest'oggi, Domenica delle Palme, nel ghetto di Padova, un'iniziativa della CIA di Venezia, di Padova, anzi vedo che abbiamo in collegamento il collega Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, mi trovo a Padova perché c'è la 22esima edizione di Ghetto in Fiore organizzato dalla CIA di Padova, ma mi trovo con il direttore di CIA Veneto, Maurizio Antonini, oltre che essere direttore di CIA Padova. Perché? Perché con lui vogliamo parlare di diversi temi dell'agricoltura veneta, oltre che dell'agricoltura padovana. Però il primo tema, anzi la prima notizia che vi do, è che qui ad esempio CIA ha organizzato un'iniziativa importantissima di solidarietà con il vescovo Monsignor Claudio Cipolla, che è venuto proprio qui in ghetto. Direttore, avete organizzato questa iniziativa, in cosa consiste? Ma guardi, questa è un'iniziativa che noi siamo partiti già da qualche anno da questa parte. I nostri agricoltori sempre di più, la solidarietà è un elemento determinante, offrono diversi prodotti agricoli alle persone più bisognose. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare. La solidarietà e l'accoglienza sono due aspetti importanti dell'agricoltura, ma degli agricoltori oggi qui, e quindi
oggi abbiamo voluto dare in maniera simbolica, oggi ma domani porteremo quintali di nostri prodotti agricoli alle cucine popolari di Padova per dar da mangiare a quelli più bisognosi. Sì, tra l'altro il Vescovo Marta ci ha fatto notare come ogni giorno siano 300 i pasti che vengono forniti gratuitamente da questa iniziativa che avete voi a Padova e che non ricordo ci siano in altre parti del Veneto, tra l'altro. Ma guardi, in parte del Veneto non lo so, a Padova sì, è un'iniziativa oramai consolidata, ma noi siamo ben volenterosi a dare i nostri prodotti, perché vede, oggi i prodotti agricoli sono prodotti importanti. Importante è far capire anche alle persone più bisognose che gli agricoltori e gli agricoltori oggi ci sono e ci sono anche per loro. Ecco, questo è il tema, diciamo, da cui partiamo. Intanto cominciamo a muoverci qui lungo il ghetto, perché vale la pena che Nicoletta vi faccia vedere anche lo splendore delle persone che ci sono, questo momento di presenza della cittadinanza, per cui mentre noi parliamo, Nicoletta, ti puoi anche girare, così fai vedere un po' di spazi. Noi qui siamo venuti a chiederle anche una cosa in quanto direttore della CIA del Veneto. Il presidente Passarini ha lanciato una sorta di allarme dopo il Click Day di lunedì scorso, dicendo sostanzialmente mancano 10.000 posti in agricoltura e quindi 44.000 spazi in tutta Italia sono veramente esigui, quindi bisogna fare un ragionamento su la presenza dall'estero di possibili lavoratori che possano venire qui ed integrarsi anche grazie all'agricoltura. Ma guardi, il Quick Day ci dà la possibilità di ancora di più di valorizzare e far capire a tutti l'esigenza degli agricoltori di oggi è di avere la possibilità di avere personale, perché oggi il personale è un elemento importante, i lavoratori sono importanti per le nostre campagne agricole. Tra poco, anzi sono già iniziate alcune campagne, quelle delle fragole, quelle dell'ortofrutta, tra poco avremo anche la necessità di lavoratori agricoli, soprattutto anche per quanto riguarda il vitivinicolo, e quindi noi abbiamo necessità di avere lavoratori. Ecco, ma la domanda è portare degli immigrati qui dal Nord Africa, l'agricoltura riuscirebbe ad inserirli attraverso dei corsi di formazione oppure come qualcuno dice è tempo perso? Assolutamente no, noi abbiamo necessità di avere lavoratori, chiaramente le nostre aziende agricole sono già predisposte nel momento in cui chiedono ai lavoratori di venire qui di dar corsi di formazione, perché la formazione è un altro aspetto importante, anche raccogliere le fragole diventa specializzazione, quindi ecco, su questo dobbiamo tutti lavorare, la Regione ci sta mettendo anche delle proprie risorse per far questo, le organizzazioni agricole stanno facendo questo, perché noi abbiamo oggi necessità di avere lavoratori agricoli che danno la possibilità della raccolta dei nostri prodotti ai lavoratori in agricoltura. Ecco, Marta, ti faccio vedere intanto delle immagini del miele, tra l'altro un miele particolare perché qui ci doveva essere quest'anno anche il miele di Barena, che è una particolarità e viene proposta qui a Padova, però quest'anno miele di Barena non ce n'è perché le condizioni climatiche sono cambiate. Questo è il secondo tema che vogliamo affrontare: come sta andando l'agricoltura dal vostro osservatorio veneto, se continua poi questa carenza d'acqua. Questo è un grosso problema che noi abbiamo, il problema della siccità sarà un grosso problema per il 2023. Ricordo che nel 2022 l'agricoltura veneta ha avuto un grosso danno superiore a 1 miliardo di euro, il danno che si è verificato nell'agricoltura veneta, 8 miliardi a livello nazionale. Il 2023 purtroppo è un altro anno difficile per quanto riguarda il settore agricolo, per quanto riguarda il problema della grande siccità che avremo di fronte fra qualche... Io la pungolo un po' però adesso, dico vabbè, siamo tutti capaci a lamentarci, ma quali possono essere le soluzioni dal vostro punto di vista? Guarda, le soluzioni dovevamo probabilmente raccogliere qualche anno fa, nel momento in cui vi era necessità di fare degli invasi, di raccogliere l'acqua nel momento in cui ce n'è in abbondanza. E adesso cosa bisogna fare allora? Allora bisogna oggi, intanto gli agricoltori stanno già facendo grossi investimenti per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, stanno facendo investimenti per l'irrigazione, irrigazione sempre di più mirata alle esigenze delle culture, irrigazione quindi a gocce, irrigazione per aspersione, quindi utilizzo dell'acqua in maniera puntuale e concreta. Ci stanno arrivando gli agricoltori da soli oppure hanno anche qualche sostegno da parte dell'Europa o comunque magari dalle amministrazioni? Ci sono già importanti sostegni da parte dell'Europa
per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. Abbiamo necessità però di fare investimenti degli invasi e quindi il PNRR deve andare in questa direzione, deve dare la possibilità agli agricoltori ma soprattutto alla politica di fare quella politica che di fare gli invasi in maniera tale da trattenere l'acqua quando ce n'è e di consegnarla agli agricoltori nel momento di bisogno. Ecco, ultimo passaggio, dopo magari sentiamo se Marta ha delle domande da farci, riguarda invece il tema dei cinghiali. Voi, e qui andiamo un po' più sullo specifico a Padova, Marta, perché nei Colli Euganei il disastro continua, mi pare. Guarda, il disastro continua ed è fuori controllo, purtroppo, nel senso che noi oggi non abbiamo ancora la possibilità di capire quanti cinghiali ci sono e quindi vi è la necessità di una vera regolarizzazione per quanto riguarda l'utilizzo anche di questo grosso problema che è il problema della fauna selvatica. Ecco, ma come gestirla? Si deve modificare la 157, una legge vecchia che prima andava nella protezione degli animali, invece oggi vi è necessità di avere una norma che gestisce anche la fauna selvatica e quindi va bene il cinghiale, però deve essere gestito e non in questa maniera in cui gli agricoltori oggi stanno subendo grossi danni per quanto riguarda i propri prodotti. Allora sentiamo se Marta ha delle domande da studio legate all'agricoltura, legate a questi temi. Sì, Lucio, grazie. No, volevo chiedere, approfittando anche delle immagini che ci ha fatto vedere Nicoletta, dei numerosi stand che ci sono oggi con in vendita tante piante e piantine, vediamo per esempio numerosi agrumi, vediamo le piante grasse, quindi anche il consumatore finale, anche il semplice cittadino sta cominciando ad adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi magari sul balcone non si mette più la piantina che richiede tanta acqua ed un clima mite, ma magari una pianta un po' più adatta a un clima sempre più caldo e siccitoso. È così? Sì, allora è cambiato anche la percezione da parte dei consumatori questo cambiamento climatico. Giustamente Marta faceva notare come ad esempio anche le semplici piantine che vengono messe nei balconi, ma anche le piccole coltivazioni stanno cambiando perché c'è una percezione diversa, ad esempio del consumo dell'acqua, quindi si utilizza magari più pianta grassa. Sì, stiamo parlando oggi di fiori, quindi probabilmente sì, si utilizzano più piante grasse. Gli agricoltori oggi stanno modificando anche i loro piani culturali, quindi utilizzano sempre di più culture che hanno meno bisogno di acqua come il mais e vanno sulle culture che oggi vi è necessità di utilizzare meno acqua. Però ecco, questo ci sta creando ulteriori problemi, perché se noi pensiamo di ridurre la produzione di mais vuol dire mettere in crisi comunque un altro settore importante per quanto riguarda il Veneto, che è il settore della zootecnia. E quindi dobbiamo cercare di trovare quelle soluzioni che diano la possibilità della produzione di quei prodotti che ci servono anche agli agricoltori, anche agli allevatori per quanto riguarda la propria alimentazione dei propri animali. Però giustamente Marta faceva notare appunto i fiori, le piante. Voi siete uno dei punti di riferimento del florovivaismo del Veneto qui in provincia di Padova. Quanto sta cambiando il florovivaismo proprio in relazione ai cambiamenti climatici? Beh, guardi, oggi sempre più le aziende vanno in quella direzione, sempre più le aziende cercano anche di modificare le proprie produzioni anche per quanto riguarda i fiori, quindi le piante grasse ed altro, quindi le nostre aziende florovivaistiche vanno in quella direzione. Noi abbiamo un nostro distretto che è il distretto di Saonara, che è l'elemento importante e determinante per quanto riguarda il florovivaismo nel Padovano, ma sono i vivaisti e quindi anche i vivaisti vanno in quella direzione nell'utilizzo degli impianti di irrigazione sempre più specifici per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua. Senta, e per quanto riguarda invece la crisi, voi avete sensazioni di aziende che chiudono nel settore del florovivaismo oppure come qualcuno dice l'effetto contrario, invece ci sono tanti giovani che nonostante tutto scommettono nell'agricoltura anche qui? Ci sono sempre pochi giovani che scommettono in agricoltura, però voglio dire bisogna essere ottimisti. Oggi l'agricoltura si sta portando avanti su questo aspetto e quindi noi cercheremo sempre di più di coinvolgere le nostre aziende per dare la possibilità loro di fare investimenti importanti, per dare la redditività alle nostre aziende agricole. Ma vede, la redditività passa per la valorizzazione dei prodotti. Non può essere che i nostri agricoltori possano percepire solo al prezzo finale solo il 10% di quel prezzo finale. Noi abbiamo necessità di avere un valore più della nostra produzione, quindi valorizzare i prodotti agricoli vuol dire fare questo. Insomma, mi sembra un bel tema quello dell'attacco alla GDO, se non l'avevate capito, alla distribuzione della grande distribuzione da parte del direttore Antonini. Marta, se hai delle altre domande? No, grazie Lucio, noi chiudiamo, io ti
ringrazio davvero, ringrazio te, ringrazio Nicoletta Rizzetto per le riprese e il direttore di CIA del Veneto per questo collegamento. Grazie Lucio, buon lavoro. Grazie e buona prosecuzione a voi. Grazie, allora noi continuiamo con la cronaca che ci porta nuovamente in provincia di Treviso, perché è finito in carcere il ginecologo 55enne che aveva esercitato in passato nell'ospedale di Montebelluna, accusato di violenze sessuali su 3 pazienti. I carabinieri di Montebelluna lo hanno rintracciato ed arrestato. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un medico ginecologo 54enne che esercitava all'ospedale di Montebelluna. È accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. L'uomo dovrà espiare la pena di quasi 3 anni di reclusione. Il giudice ha confermato anche l'esecuzione delle pene accessorie, quale l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione della professione per la durata della pena principale. L'arresto è avvenuto sulla base delle prime 2 condanne passate in giudicato. Nel primo caso il professionista condannato in rito abbreviato ad 1 anno avrebbe importunato una paziente poco più che 20enne durante una visita ginecologica avvenuta all'ospedale di Castelfranco. A marzo 2020 un'altra paziente visitata all'ospedale di Montebelluna aveva denunciato di essere stata pesantemente molestata dal ginecologo in 2 visite distinte. Per il secondo episodio è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Non solo, ma una terza donna dal Montebellunese si era fatta avanti accusando il 54enne di averla molestata durante una visita ginecologica. Per questo terzo caso il medico è stato condannato in primo grado ad 1 anno e 4 mesi. Ora si trova nella casa circondariale di Treviso. Chiederemo la conversione in misure alternative, ha annunciato il suo legale, l'avvocato Alessandra Nava. Superstrada Pedemontana Veneta, giovedì 6 aprile l'inaugurazione dell'atteso innesto con l'A27 al casello di Spresiano. Ad annunciarlo il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che tornerà dunque nella Marca giovedì per il taglio del nastro. Il governatore Luca Zaia in prima fila. Proprio Zaia aveva previsto l'apertura dell'innesto entro la fine dell'anno scorso, ma una serie di ritardi hanno fatto slittare l'inaugurazione di quasi 4 mesi. Con l'innesto ultimato in questi giorni la Pedemontana è completa nel suo tratto più a est. Rimane da ultimare il tratto fino a Montecchio nel Vicentino, atteso per la fine del 2023. A far discutere sono sempre i costi dell'opera, 3 miliardi di euro per la realizzazione, ma se i pedaggi non saranno sufficienti sarà la Regione a dover dare altri soldi al concessionario privato SIS. Il consorzio riceverà per i prossimi 40 anni un contributo straordinario da 300 milioni di euro, oltre ad un canone annuo destinato a toccare i 332 milioni di euro entro il 2059. In totale, quindi, il costo dell'intera opera arriverebbe a 12 miliardi di euro. Andiamo ora a Belluno, anche qui si infiamma il dibattito intorno al PNRR, 3 anni per completare le opere e l'allerta si fa ogni giorno più alta, i sindaci non ci stanno ad essere messi sotto accusa. Il primo cittadino di Belluno: chiediamo subito una proroga, altrimenti si rischia la paralisi del sistema. Con gli stessi dipendenti, con le stesse forze in campo, con una burocrazia che è rimasta tutto sommato la stessa, i comuni rischiano di non arrivare in tempo a chiudere le gare per le opere da realizzare con i fondi PNRR. La scadenza del 2026 è dietro l'angolo e l'Europa preme. Palazzo Rosso, con i suoi 26 progetti da attuare, si è unito all'appello dell'ANCI. Non riusciamo a trovare tecnici, difficoltà perché le materie prime sono aumentate a dismisura, e quindi la difficoltà dei comuni proprio di realizzare in tempi che sono veramente stretti tutte queste progettazioni. Gli ostacoli, afferma De Pellegrin, sono tanti e stanno mettendo in difficoltà la macchina comunale. La richiesta al governo è quella di un differimento immediato di almeno 3 mesi. La proroga è un atto dovuto, spiega il sindaco, che dice pure come sui ritardi del PNRR i comuni non abbiano alcuna responsabilità. Non condivide questa presa di posizione, in parte anticipata durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale, la capogruppo Dem Claudia Bettiol. Mi sembra una sorta di messa in avanti delle mani per parare
preparare la gente al fatto che potrebbero anche non utilizzare questi soldi. Io penso che invece vada fatto tutto il possibile e anche l'impossibile per utilizzare queste risorse, perché un treno come questo passa oggi ma non passerà più negli anni a venire. Per Claudia Bettiol si tratta di organizzare il personale del comune, che è preparato e qualificato, e incentivarlo a lavorare per utilizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR. Scettico anche l'ex sindaco Jacopo Massaro, oggi capogruppo di Movimento. Da sempre sappiamo, afferma, che la scadenza del 2026 è un problema irrisolvibile. Il vero dato politico attualmente è che probabilmente invece si possono chiedere delle modifiche che ci consentano di concentrare le risorse economiche che oggi non riusciamo a spendere nei progetti che già invece stiamo mettendo a terra, e questo consentirebbe sostanzialmente di portare a casa tutto. Il presidente dell'Anci De Caro ha invitato i sindaci a stare lontano dalle polemiche, ma ha pure esortato a fare quel gioco di squadra istituzionale che finora è mancato. Diciamo anche che lo Stato italiano e le regioni non hanno sicuramente favorito la messa a terra di queste risorse, non rendendosi conto dei lacci e lacciuoli che in qualche maniera ci impediscono di poter lavorare in modo rapido. Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. I dati nazionali sono in forte crescita, il punto in provincia di Treviso. Ad oggi abbiamo 1255 minori e 455 persone adulte con autismo. Sono oltre 1700 nella Marca le persone che hanno ricevuto una diagnosi di autismo e sono in trattamento presso l'ULSS 2, un numero in forte crescita. Ogni mese in provincia di Treviso vengono diagnosticati dai 10 ai 12 nuovi casi. Significativi i numeri del centro Samarotto, che assieme ai servizi dell'età evolutiva segue questi pazienti. Dai 60 casi del 2015 ai 300 casi in carico di oggi. Questo per darvi solamente un'idea di come sta aumentando l'autismo. Come si spiega un tale incremento? Ci sono molti sottotipi di autismo e la causa ben chiara non è ancora stata definita, precisa la dottoressa Basso. C'è una predisposizione genetica, ma anche altri fattori che sono concause nello sviluppare diverse forme di autismo. L'affinatezza della diagnosi porta ad aver avuto un aumento di quella che è la casistica, ovviamente. Allo stesso tempo però e quello che è i cambiamenti ambientali che abbiamo, l'inquinamento, l'età stessa dei genitori porta ad un aumento dell'insorgenza dell'autismo. Secondo l'Osservatorio Nazionale, l'autismo si manifesta in un bambino ogni 77 nella fascia d'età 7-8 anni e ciò ha un impatto significativo anche sulla scuola. 492 i bambini e ragazzi seguiti nelle scuole trevigiane. Il sistema scolastico si è attrezzato con corsi di formazione per gli insegnanti ed uno sportello autismo dedicato, ma ci sono anche delle difficoltà. Abbiamo purtroppo un gran numero di docenti precari, per cui può capitare che anche quando si trovano docenti che si sono formati, che hanno fatto esperienza, magari l'anno dopo si trovano a dover cambiare scuola. Assieme a quella di Verona, l'ULSS 2 di Treviso è stata indicata come centro regionale per l'autismo, simbolicamente collocato all'Istituto Gris di Mogliano. Un centro dove c'è la presa in carico del ragazzo, c'è il suo inserimento all'interno delle comunità, c'è la valutazione fatta anche in aiuto con la nostra famiglia e poi anche l'inserimento, diciamo, in laboratori che sono di pittura, di scultura oppure per fare i dolci. Quindi in qualche modo si cerca di creare una rete importante anche con le famiglie. Ed ora andiamo a Feltre, tra le città medievali più belle del Veneto. Abbiamo in collegamento in Piazza Maggiore Fabio Fioravanzi con il supporto tecnico di Stefano Bozzi. Con lui vedo l'assessore al turismo Maurizio Zatta. Grazie per la linea, siamo in Piazza Maggiore a Feltre con un assessore che ha tante deleghe, tra cui a noi interesserebbero oggi turismo, dico bene? Va bene, sì. Poi ci sono manifestazioni? Sì, abbiamo un calendario ricco di eventi. E poi associazionismo. E associazionismo, che per sì. fare manifestazioni come quella del Pali sono fondamentali. Sono fondamentali perché necessita di una forte sinergia tra il mondo del volontariato, ente Palio e amministrazione. Dobbiamo sicuramente fare gioco di squadra per promuovere veramente una manifestazione di eccellenza. Senta,
Siamo in questo momento baciati da un raggio di sole. Come vede quest'estate che sta per arrivare per Feltre? Ricca, felice, soleggiata nel senso del possibile successo, o ci sono preoccupazioni temporali in vista? Beh, io mi auguro sia una stagione ricca di soddisfazione, soprattutto per chi li organizza. Poi se lei mi dice la preoccupazione per la pioggia... No, io qui parlo di una pioggia, non nel senso meteorologico, quella si sa che quando c'è una disgrazia, parlo se ci sono preoccupazioni organizzative di qualche genere. Beh, io vengo dal mondo del volontariato, ho sempre organizzato manifestazioni e quindi c'è sempre preoccupazione, perché chi organizza pretende, ha la voglia e spera che tutte le cose funzionino bene. Ecco, una cosa io ho notato in questi mesi di amministrazione, che c'è una forte sinergia fra tutte le agenzie che interagiscono per organizzare una manifestazione, quindi il pubblico, il privato, e trovo veramente uno straordinario mondo dell'associazionismo e soprattutto giovane impegnato. Siamo nel cuore della città alta e centro storico. Facendo una breve panoramica, la salita al castello quando è che verrà modificata? Visto che ce l'abbiamo proprio alle nostre spalle in questo momento. Beh, qui è una nota critica che voglio fare, soprattutto rivolta alla vecchia amministrazione, il quale aveva presentato questa opera già finanziata, invece non è assolutamente finanziata. I 300.000 euro previsti con una loro determina sono stati spostati ai lavori al teatro. Quindi ghiaia alle nostre spalle, ghiaia resta? No, io ho molta fiducia nell'operato dell'assessore ai lavori pubblici architetto Bona e del presidente del Consiglio architetto Ennio Trento, i quali, non lo dico io, sono persone molto stimate che stanno... Ci sta passando le spalle il vice sindaco, giusto per gradire, che credo che stia proprio andando su verso il castello. Non vorrei sbagliarmi se Stefano, che è con noi, che sta facendo le riprese, lo vuole inquadrare. Ecco lì abbiamo il vice sindaco che sta andando verso il castello. No, dicevo, io ho molta fiducia perché anche l'apertura del teatro credo serva una forte preparazione, soprattutto una forte competenza anche da parte degli amministratori che le stanno seguendo. Faccio due passi per rivitalizzare questa piazza. Chiaramente bisogna che questo stabile che avete restaurato, Stefano, se ci segui da questa parte, i lavori sono finiti, però bisogna che questi locali, venga qua assessore, ricomincino ad avere un'attività. Ecco, anche questo è un punto forte è una speranza anche. A breve faremo proprio un incontro con gli operatori della ristorazione del territorio e presenteremo i lavori appena terminati. Ma la recinzione, chiamiamola così, quando è che sparisce? Beh, non è bella da vedere. Io mi auguro che entro Pasqua possa sparire. Entro Pasqua. Cingolani invece, da questa parte ci sono progetti in corso? Beh, lì mi sembra anche importanti, credo. Beh, lì ci sono progetti di consolidamento che li sta seguendo l'assessore Bona. Per quanto mi riguarda, io devo essere bravo a recuperare dei fondi perché lì abbiamo anche la sede dello IAT, dell'ufficio turistico, e dobbiamo essere bravi a recuperare delle risorse per migliorarlo notevolmente. Però vedremo prima o poi sparire quelle architetture in legno che sorreggono gli archi, oppure sono destinate a essere là per sempre? Questa è una domanda tecnica che io non sono in grado di rispondere. E allora invece tempistiche, c'è una cosa qui in piazza, andiamo verso il teatro che lei citava, andiamo verso il municipio, c'è questa gru che tiene compagnia ormai a Feltre, da quanto c'è? Dal 2019. Anche ci spostiamo, venga avanti. No, io inviterei l'operatore a inquadrare le annualità di cartello. Parliamo del 2010-2011, parliamo di progettazione Gold Ring, parliamo di amministrazione Vaccari. Quindi noi... Una vita fa. Quindi a chi ci vuole dare lezioni... No, io dico, è un dato di fatto, è una compagnia stabile di Feltre, io vado oltre i colori, le giunte alternate, mi domando fino a quando? No, in consiglio comunale ci danno delle lezioni e quindi io vorrei portare a conoscenza la cittadinanza che queste sono opere che hanno un'annualità ben datata, 2010-2011, lì c'è un cantiere che doveva essere chiuso in 6 mesi, dal 2019 siamo nel 2023 e qui... E le prospettive? Ma guardi, io ripeto, io ho fiducia
nell'impegno, nella determinazione. Secondo lei, perché turisticamente insomma, averlo o non averlo cambia? Cambia completamente. E quindi? Io mi auguro che entro l'anno si possano... Quindi terminare. l'estate la si fa con la gru ancora in piazza? Io Teme di sì. temo di sì, però spero di no. Ecco, da qui non si vede perché alle spalle del municipio stanno lavorando sul belvedere, sull'ascensore. Sì, anche lì ci stiamo lavorando, una volta terminato il cantiere verranno riaperti. Lì quando possiamo sperare di vederlo secondo lei? Perché per i turisti insomma non tutti se la sentono fare a piede, venire in centro qui non si può parcheggiare, quindi poter parcheggiare nella parte bassa della città, magari dalla parte del Molo, passare per la galleria e venire su con le scale, per persone magari di una certa età è comodo, venire su con l'ascensore. Ma io spero che in un paio di mesi si possano chiudere i lavori. Grazie mille, noi penso di aver un po' raccontato di Feltre, cerchiamo di essere un po' più ottimisti dell'assessore che ci ha tenuto compagnia, però lo ringraziamo Sono prudente di natura. Lo ringraziamo per l'onestà intellettuale con cui ci ha risposto. A voi la linea. Grazie a Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi con l'assessore alla cultura del comune di Feltrurismo e della cultura del comune di Feltre Zatta per questo collegamento. Noi siamo arrivati al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio come sempre con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Grazie ancora, il nostro meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Domenica delle Palme con condizioni molto instabili è la prima perturbazione del mese di aprile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la pressione atmosferica diminuisce, al mattino avremo nubi irregolari alternate a schiarite. A seguire aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a carattere sparso. Temperature in calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 15 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente bel tempo, col passare delle ore cielo variabile con qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più ampie al mattino e possibilità invece di rovesci sparsi nel pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.